Abbiamo una viabilità molto complicata che rende anche un'area poco respirabile e credo che dobbiamo veramente ragionare tutti per migliorare in questo senso. Direi che sanità, soprattutto trasporti e relazione tra il territorio siano tra le cose che sostanzialmente bisogna in qualche modo incentivare e fare. Molti studenti sono da fuori e frequentano le scuole qui a Castelfranco e per mia esperienza e anche quella di alcuni miei conoscenti, insomma l'esperienza Servirebbero più mezzi. non è esatto ottimale, ecco. Sono un commerciante e quello che mi auguro è che non venga, chiusa la piazza perché la gente ha bisogno del parcheggio e noi commercianti abbiamo bisogno del parcheggio. Che ci sia più bisogno di occuparsi delle persone più che dei sanpietrini. Cioè le persone, capito? Le persone. Idee e spunti che i castellani propongono e rivolgono ai due sfidanti, il sindaco uscente Stefano Marcon del centrodestra e Sebastiano Sartoretto del centrosinistra, che si preparano al ballottaggio per questa tornata elettorale che ha riservato anche sorprese tra i giovani candidati, come la lista punto d'incontro costituita da giovanissimi, tutti under 25, che ha ottenuto il 6,7% delle preferenze, sorpassando il Movimento 5 Stelle, giovani che non si fermano a guardare e che ribadiscono la loro voglia di partecipare. C'è da portare avanti tutte le proposte, tutti i progetti che sono stati proposti in questo periodo durante la campagna elettorale. È finita la campagna elettorale ma non ci si ferma.